Giornata veneta, quella dell'onorevole cofondatore con Crosetto e Meloni del Movimento Fratelli d'Italia. Incontro a Mestre in mattinata con gli elettori e i candidati e da Mestre a Padova con un mini bagno di fedelissimi all'inaugurazione della sede del movimento in pieno centro storico, sempre alla presenza dei candidati locali. Mentre nel pomeriggio ha fatto tappa a Vicenza e in serata ha incontrato gli imprenditori a Noventa Padovana a Villa Malmarana. In Veneto per lanciare il Security Day che si è tenuto in tutto il paese. Sicurezza la parola d'ordine, argomento snobbato, spiega la Russa dai programmi di tutti i partiti e i movimenti che Fratelli d'Italia vuole rimettere al centro dell'attenzione. Ed oggi attraverso un gesto simbolico, l'omaggio di una primula veris consegnata a tutte le forze dell'ordine, dell'esercito e ai vigili del fuoco, si è voluto dire loro grazie. Una giornata dedicata alla sicurezza che porta con sé proposte chiare. Proponiamo che siano destinati a questo comparto i risparmi che noi chiediamo sugli armamenti. Si può dilazionare l'acquisto di aerei, per esempio, dando più retribuzione a tutto il comparto sicurezza e moltiplicando per 10 le pattuglie a piedi. Fratelli d'Italia, pungolo per i cugini del PDL e a chi controbatte che Berlusconi invita al voto utile, l'onorevole La Russa risponde. Il voto di Fratelli d'Italia è doppiamente utile, perché non solo si somma a quello degli altri, ma si sa che dopo le elezioni noi non cambieremo idea. Qualunque cosa succeda, non daremo mai il nostro voto a un governo con la sinistra o a un governo tecnico. Fratelli d'Italia riprende il filo interrotto di Alleanza Nazionale, spiega La Russa, anche se su basi nuove. E in Parlamento ci andremo perché i sondaggi ci danno ormai oltre il 3%, in Parlamento cercheremo di aggregare tutte le forze che vogliono richiamarsi a quel grande evento che fu la nascita di Alleanza Nazionale, cioè un movimento nazionale capace di unire la destra e il centro per il bene del Paese. Sulla vittoria del centrodestra però non si sbilancia. L'ultima volta che ho sentito dire in Italia vincere e vinceremo è andata male, quindi non lo dico.